Nel nostro paese qua dove ci troviamo adesso va tantissimo la zuppa forte, ma si faceva con le frattaglie del bovino e del maiale e c'è una ricetta lunghissima da fare che noi l'abbiamo modificata e quindi questa è la nostra zuppa forte, senza sugna, senza grasso e tutti i pezzi scelti, guarda come scende bene, guarda, vedi? Vedi, la puoi mangiare già così in mezzo a un panino, vedi? Per lo street food, vedi? È uno spettacolo. Questa è la nostra zuppa forte. Il segreto di questa cosa, non te lo posso dire. È come tradire mio padre, no? C'è un procedimento molto lungo, cioè noi ci mettiamo di circa 3-4 ore per fare una zuppa forte. Praticamente si prendono anteriori del bovino e del suino, i polmoni, vengono prima puliti per bene, poi fatti tagliare a pezzettini, vengono sbollentati per circa 2 ore, poi vengono ripuliti un'altra volta, ancora a pezzi più piccoli come avete visto già che vi ho mostrato. La conserva che noi mettiamo nel soffritto è l'estratto di peperoncino che lo prendiamo che proviene dalla Calabria, un peperoncino molto vivo e si sente, cioè ti lascia proprio il retrogusto, una volta che lo mangi ti dà il retrogusto ed è piccante, non è che ti brucia la bocca. Io lo faccio col bucatini, la consiglio a tutti col bucatini, che oggi attuale anche ho visto tanti che la fanno anche con i gnocchi, però da noi il top è col bucatino. Ciao, sono Giovanni Orio, di professione faccio il macellaio.